Buona giornata cari telespettatori, eccoci anche quest'oggi in diretta. Come vi avevo preannunciato, il tema è estremamente caldo, anche perché le notizie di quest'oggi purtroppo ce lo rendono di grande attualità. Stiamo parlando delle conseguenze, delle ripercussioni sia nell'ambito delle aziende, del privato, delle piccole e medie realtà aziendali, della spending review, dei tagli orizzontali, delle grandi restrizioni. I numeri sono ufficiali: crollo vero e proprio della produttività di tutti i settori produttivi aziendali, con percentuali che arrivano al 7 e passa per cento da un lato, e poi abbiamo il settore anche sociosanitario, ovvero quello pubblico, che teoricamente era quello che poteva in qualche modo salvarsi, almeno così si sperava, perché dietro quest'ambito ci sta poi il discorso delle cooperative di carattere sociale, che portano naturalmente anche aiuto a persone che vivono delle situazioni di difficoltà di vario genere. E quando si va a toccare anche questo settore, che adesso è in sofferenza, cercheremo di capire in modo particolare per quali ragioni anche nella regione del Veneto, allora sembra che stiamo veramente raschiando il fondo. Ma per capire le dinamiche vere e proprie, perché di certe notizie veramente non si parla molto, non si approfondiscono e forse non tutti le conoscono bene. Noi abbiamo chiamato qui in studio degli interlocutori molto addentro alle cose. Allora, da un lato vi presento, già lo conoscete, Fabio Di Stasio, ben arrivato qui con noi, che è direttore di Artigianfidi, ben arrivato anche in questa veste, ma presidente dell'UPI, quindi dell'Unione Piccole Aziende nel settore artigianale, diciamo così, del territorio e commerciale di Padova, quindi rappresenta un ambito. E poi quello che dicevo altrettanto importante è il settore sociosanitario, cosa ci sta dietro, e in modo particolare Loris Cervato, responsabile settore sociale Lega Coop Veneto. Ce lo spiegherà bene, buongiorno. E Fabrizio Panozzo, vicepresidente Federsolidarietà Veneto, Conf Cooperative del Veneto, anche lei ben arrivato, l'onere di far capire che cos'è, qual è la dinamica e la problematica. Incominciamo dalle cose più note e più conosciute. C'è stato un taglio lineare, c'è stata poi un'applicazione veneta, così è stata definita, della spending review. Cosa vuol dire? Spieghiamo con parole semplici in modo che i nostri telespettatori capiscano. E poi andiamo anche al privato. Certo, dunque sappiamo che in agosto è stato fatto un decreto legge dal governo, un decreto legge convertito successivamente alla vigilia di Ferragosto, che sostanzialmente dava indicazioni a tutte le regioni che hanno competenze in materia sanitaria e sociosanitaria di operare un taglio del 5% sui contratti in essere. Questo taglio doveva essere dalle regioni poi fatto arrivare a tutte le aziende ULSS del Veneto per appunto vedere dove si poteva risparmiare in qualche modo. Il problema è che queste circolari partite dalla Regione in maniera molto repentina sono partite addirittura quando il decreto doveva ancora essere convertito in legge, quindi c'era anche la possibilità in Parlamento di modificare alcuni articoli, non sono stati modificati ai noi. Le circolari sono partite a tutte le aziende ULSS del Veneto con la richiesta di tagliare in maniera lineare i contratti in essere, non quelli che successivamente potrebbero essere fatti, ma i contratti in essere del 5%. Cosa vuol dire sostanzialmente? Sostanzialmente vuol dire che se io, cooperativa sociale, gestisco un centro educativo occupazionale diurno per disabili e lo gestisco in un anno e diciamo che fatturo 100 per la gestione di questo servizio, io devo tagliare del 5% e quindi portare a 95 le entrate che sostanzialmente mi compensano per il lavoro che vado a svolgere. Una cosa del genere è francamente difficile da intervenire, sia dal punto di vista imprenditoriale che dal punto di vista sociale. Dal punto di vista imprenditoriale perché io improvvisamente mi trovo ad avere un 5% come costo che non è sostenuto e quindi in bilancio mi trovo una perdita del 5%. Dal punto di vista poi dei servizi, perché è chiaro che se devi in qualche modo recuperare questo 5%, io a mia volta nella mia cooperativa devo tagliare il personale del 5%, cioè devo lasciare a casa qualcuno. L'effetto che si sta producendo a cascata su tutte le nostre cooperative che svolgono servizi sociosanitari ed educativi è proprio di questo tipo, cioè la difficoltà ora di riorganizzare tutto il servizio che stiamo svolgendo per la disabilità, come potrebbe essere anche per i minori,
da questo punto di vista riorganizzarlo e cercare di arrivare alla fine dell'anno possibilmente senza avere delle ripercussioni, ma soprattutto quello che è peggio, lasciare a casa il 5% delle persone e tagliare servizi che devono dare un minimo di qualità. Stiamo parlando di persone in difficoltà, tra l'altro, perché non stiamo parlando di disabili, stiamo parlando di minori con delle difficoltà, che non trovano posto di lavoro nelle aziende ordinarie, perché ovviamente, tra l'altro, come si diceva prima, l'azienda quando dichiara lo stato di crisi blocca, diciamo, quell'assunzione obbligatoria, non è più tenuta da fare l'assunzione obbligatoria. Assolutamente quindi... no, c'è un dato di fatto che è oggettivo. Le nostre cooperative sociali assumono persone svantaggiate. Si figuri che il Veneto è una tra le prime regioni in Italia come numero di assunzioni di persone svantaggiate. Tra queste persone svantaggiate ci sono le persone disabili, le persone affette da problemi di salute mentale, i tossicodipendenti e i detenuti. Queste, diciamo, sono le 4 categorie generali su cui convergono nelle nostre cooperative sociali le assunzioni, le richieste di lavoro, i comuni, gli assistenti sociali che bussano alle nostre cooperative perché ovviamente se io inserisco una persona svantaggiata non do più l'assegno di disoccupazione, non ho più una pensione di invalidità che può ridursi. Ci sono tutta una serie di orpelli che verrebbero meno e renderebbero più autosufficiente la persona svantaggiata una volta inserita nelle cooperative. Tra l'altro su quello che producono queste persone dichiarano poi al fisco. È il solito cerchio che... voglio dire, non è che sono assistenzialiste. Un taglio di questo genere significa che io devo licenziare persone che oggi si troverebbero in un mercato del lavoro che è di fronte agli occhi di tutti con una gravità per rientrarci che è molto forte, persone già lavoratori normali hanno difficoltà di accesso al mercato del lavoro in una situazione di crisi come quella di oggi, figuriamoci persone di questo tipo che hanno delle difficoltà che sono oggettive, perché una persona disabile o una persona che ha problemi di salute mentale non produce quanto una persona ordinaria, noi certo, lo sappiamo molto bene. Quindi da questo punto di vista la nostra grande critica è dovuta innanzitutto a questa metodologia di far partire queste circolari senza concordare con chi poi sta sul territorio le modalità operative, e questa ci rende estremamente in difficoltà. Una specie di diktat, insomma. Una specie, guardi, lei ha usato la parola che noi abbiamo messo nel comunicato stampa e noi siamo organizzazioni che di solito siamo molto pacate anche nel linguaggio, ma quando una ULSS mi chiama una nostra associata alla vigilia di Ferragosto, il 14 di agosto, per dire entro il 20 di agosto mi devi dire dove tagli quel 5%, perché se non me lo dici entro il 20 di agosto taglio io in maniera unilaterale il contratto. Voglio dire, qui siamo di fronte a delle situazioni che non voglio definire minatorie solo perché siamo in una TV. Certo, assolutamente. Di Stasio, mi interessa anche che aggiunga al riguardo un'osservazione, perché prima, così per passatempo, stavo leggendo la Costituzione italiana, sì. che così, tanto no, per leggevo, leggi fondamentali dello Stato. Sì, no? Mi sono soffermato cercando di capire, no, se le cose che sono state stabilite sul tempo hanno come valore, cioè dire l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Che promuove le condizioni? Cioè qua bisogna capire se effettivamente chi è predisposto a emanare leggi o predisporre tali è in una condizione di reale correttezza nei confronti dei cittadini, perché qui c'è una Costituzione e la Costituzione va rispettata. Dice la Repubblica tutela il lavoro e tutte le sue forme e applicazioni e soprattutto il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata. Cioè il lavoro nel nostro paese è l'elemento cardine, no? Quello che è sempre stato. A me sembra sensazioni, lavoro, ma diciamo lavoro nell'insieme, in particolare poi il settore sociale per ovviamente le varie problematiche che già è esposto. Però la questione di fondo è che tutto ciò che è uscito ultimamente non ha dato dei valori aggiunti tale da riproporre sia a favore in particolare dell'azienda, ma sia a favore del singolo, delle condizioni affinché vi sia un ritorno, uno sviluppo al lavoro. Allora, ascoltare quello che viene detto ogni giorno è impazzire, cioè la crisi durerà 12 mesi, la crisi il giorno dopo sta finendo, no, la crisi durerà 6 mesi, poi la crisi è dentro di noi, cioè si è nascosta. Dentro il nostro animo. La crisi ormai è giunta alla fine. Allora,
se noi facessimo delle affermazioni, no? A questo punto probabilmente arriverebbe anche qualche denuncia, però devo dire, rispetto a queste cose che non ha senso bisognerebbe fare. Allora, io per quel che vedo nell'ambito delle imprese, ovviamente questo comporta di fatto una serie di licenziamenti dovuti per le imprese, perché per la stessa logica del pubblico ovviamente vale ancora meglio per il privato. La prima cosa che fa l'imprenditore quando vede che non è in grado di gestire i costi, fa dei tagli, ok? Prima comincia con la parte relativa ai costi di natura generale, poi, anche se dovrebbe essere i primi, va nella natura dei costi fissi, quindi i costi del personale. Perché? Perché la natura dell'imprenditore, in particolare quello veneto, è quello di considerare il lavoratore, io parlo delle piccole imprese, di considerare il lavoratore come un membro della famiglia, quindi prima di arrivare a un licenziamento ci pensa, perché in molte volte è anche una sofferenza per questi, anche perché ci sono magari lavoratori da 20 anni, 30 anni, sono proprio diventati gente di famiglia. Quindi dicevo, io non ho visto nessuna condizione che possa aver modificato o aiutato le imprese, c'è stata solo la possibilità per le imprese di attivarsi attraverso il decreto anticrisi, di spostare con le banche, di bloccare la restituzione delle somme per un anno, ok? Pur sapendo che poi gli interessi comunque maturano, cioè ci sono, ci saranno. Ma non c'è stato niente di concreto che abbia dato effettivamente sostanza alle imprese, anzi. Noi dobbiamo dire che abbiamo visto degli accanimenti da un punto di vista anche fiscale, okay, nei confronti delle imprese. Allora, ne è un esempio, avvenuto in Toscana da parte del giudice per le indagini preliminari, il quale ha dichiarato davanti a un soggetto che non versava l'IVA, ha dichiarato la non punibilità da un punto di vista penale. Allora, questo è un elemento che fa capire che delle volte vi è più coscienza, deve esserci molto più coscienza da chi decide alla fine rispetto a quello che viene scritto. Io ammiro quel giudice, noi avevamo sempre sostenuto questa tesi, cioè bisogna che anche l'amministrazione faccia una netta distinzione tra l'evasore e il soggetto che è in difficoltà, perché il soggetto che è in difficoltà delle volte magari non paga l'IVA o non paga i contributi, pur sapendo di sbagliare, certo, ma lo fa in temporanea difficoltà e sa che queste cose le dichiara allo Stato, dice guarda che tu avanzi dei soldi di me, non li ho adesso, te li darò appena posso. Diverso da chi invece evade, tiene tutto nascosto, IVA, imposte, tasse, eccetera. Allora io dico, se si comincia a ragionare anche in termini più blandi nei confronti delle imprese, come ha fatto questo GIP, è chiaro che probabilmente anche l'imprenditore sente minor pressione. Leggevo l'altro giorno sul giornale, notte rosa ad Abano, no? C'è la Guardia di Finanza che è intervenuta. Cioè, subito là. Per carità, io penso che ognuno che è lì abbia fatto il suo scontrino. Però, cioè, se ci sono dei sistemi incentivanti per partire, uno comincia a avere anche delle remore, perché poi quando viene la Guardia di Finanza, che fa ovviamente il suo lavoro, uno non sa mai, ma lo dico perché se può trovare o non trovare, anche se è in regola, ha sempre paura che succeda qualcosa. Okay? E come magari è tenuto più a tenere chiuso che aprire, perché dice ma chi me lo fa fare per prendere 50 euro, delle quali ne pago 30 euro, con il rischio... Cioè, no, ma assolutamente ho paura, comincia a pure. Io dico che non deve crearsi un clima di terrore, ma deve crearsi un clima di collaborazione, perché è giusto fare uscire ovviamente tutto quel sommerso che potrebbe in qualche modo aiutare anche lo Stato a dare maggior spazio a chi effettivamente versa e dare dei servizi migliori per tutti. Però un po' allentare la presa da un punto di vista, quantomeno nei confronti delle imprese che si dichiarano, certo, okay, questo sì, ma di cercare di... Io avevo detto a suo tempo, siamo in difficoltà, cominciate ad assumere, perché guardi, per quello che mi riguarda, nell'attività che svolgo come commercialista, quindi ho rapporti con l'amministrazione finanziaria, è gente molto brava. Cioè, per quanto si dica, c'è questo vizio di dire i dipendenti pubblici non lavorano, no. Le assicuro che all'Agenzia delle Entrate lavorano e lavorano anche bene. Cioè non è che uno prende di iniziativa e decide di colpire qualcosa, no? Loro fanno il loro lavoro come io faccio il mio e lei probabilmente fa il suo. Anzi addirittura secondo me sono oberati di lavoro. Allora io dico, perché non si decide di assumere una bella flotta di ragazzi giovani, ok? Di formarli e di aiutarli e di metterli a disposizione anche in un rapporto nuovo fra amministrazione finanziaria e impresa, magari mandarli nella stessa impresa a verificare, aiutare, a correggere e aiutare anche il cittadino. Sì, non come il Cerbero che insomma sta... No, perché era lo stesso discorso quando si diceva se vogliamo effettivamente che tutti
in qualche modo si collaborano. Cerchiamo di organizzare un sistema diverso, cioè quello di dire un po' l'americana, facciamo sì che ogni spesa che sostiene un cittadino la possa dedurre. Ma quello va no, ma quello non ne avremo mai fuori. Tante volte. Quel lavoro lì, adesso al di là dei risultati che uno voglia fare, però potrebbe creare molti posti di lavoro per i giovani, sia per aiutare i privati, sia per aiutare le imprese e far sì che finalmente, probabilmente in questo sistema venga meno anche l'evasione e dia sviluppo maggiore e sostegno anche in questo caso all'impresa. Ecco, vorrei che facesse anche delle osservazioni Panozzo a questo riguardo. Pazienza un attimo che c'è la pubblicità che sta incombendo. Pochissimi secondi, poi ritorniamo insieme. Allora, dovrebbe esserci una telefonata, appena abbiamo notizia dalla regia la passiamo, intanto Panozzo. Sì, quello che mi diceva il collega sulla spending review, volevo anche puntualizzare un'altra cosa, che la legge parla di una revisione di spesa sulle prestazioni e sui volumi, non solo sul prezzo. Qui invece stiamo andando solamente sul prezzo. E quindi sulla qualità del servizio a questo punto che tra viene l'altro meno la adesso. legge dice nel capoverso ad invarianza di qualità dei servizi ai cittadini. Allora io mi domando una cosa, se mi arriva una fattura già da una RULS con l'importo da dedurre del 5%, pago 100.000 euro per le pulizie in ospedale, alla cooperativa di inserimento lavorativo dicono da domani fai 95.000 euro al mese. Non esiste l'invarianza di servizio ai cittadini perché io devo togliere 5.000 euro di pulizie in una sala operatoria. Dunque qualcosa tolgo oppure, come diceva il mio collega, devo togliere del personale perché stiamo parlando che il 70 l'80 o ridurre l'orario, dunque vuol dire che l'80% della nostra spesa è sul personale, i macchinari, i detergenti o altre cose, non siamo né aziende noi che fanno protesi vascolari o quant'altro. Voi avete margini di guadagno come cooperativa fine a se stesso su cui potete rosicchiare oppure va tutto in diretto? Ormai non possiamo più rosicchiare niente perché le aziende ULSS non ci riconoscono neanche più il dato Istat, ok? Da una parte, dall'altra, certe aziende ULSS, dall'altra abbiamo dei ritardi di pagamento quasi che a direttiva c'è, dicono entro 60 giorni tu dovresti pagare i fornitori. Noi siamo dai 180 ai 240, ai 365 giorni, anche in Veneto, non stiamo parlando di Reggio Calabria, anche in Veneto abbiamo questi ritardi di pagamento. Quando abbiamo da mandare soldi dobbiamo andare in banca, e anche là ormai stiamo risucchiando, no? Ormai anche con questo taglio del 5% Ma che soluzione proporreste? Perché poi alla fin fine sono stati fatti tagli lineari, orizzontali, come che dir si voglia, per nord, centro, sud, in modo tale da poter dare una certa uniformità. Qui voi lamentate che si era arrivati già al limite, diciamo così, al break-even famoso. Da altre parti senza dubbio non posso lamentare questo perché si sa che non è così. Ma allora che soluzione potrebbe essere, se è ancora fattibile adottarla o sollecitare il governo perché venga a essere adottata? Perché giustamente Di Stagio ha fatto delle proposte da un certo punto di vista. Noi chiediamo, l'abbiamo già chiesto anche ieri, urgentemente un tavolo in regione perché non è possibile che metà dei direttori generali che sono le stazioni appaltanti della regione hanno già mandato le lettere, okay, molto efficienti, molto con diktat alle cooperative e altre metà delle ULSS per il momento stanno alla finestra e aspettano. Ma quindi e non è possibile neanche avere il sistema in regione, cioè tutto sommato sono stati efficienti nel rispondere agli input del governo. Sì, sono molto efficienti. Un'efficienza sospetta. Anche perché a fine anno, tendente al risparmio. A fine anno, da una parte siamo tendenti al risparmio, dall'altra i direttori generali a fine anno possono essere rieletti o possono andare a casa. Dunque io devo tra l'altro obbedire tra virgolette dalla regione perché sappiamo benissimo che tutti i direttori generali sono a scadenza al 31 dicembre 2012. Ma sembra che ci siano degli accorpamenti di USL o no? Non è previsto questo? No, perché il piano sociosanitario sarebbe già interessante togliere qualche ospedale, ma vediamo, insomma, no.
col piano sociosanitario Nuovo quanta piano, fatica ci sia su questo, insomma, speriamo, ecco, tutti, però secondo me noi lo chiediamo con forza, ma però non possiamo aspettare i 20-30 giorni e le cooperative ricevono già dai direttori generali l'input o dall'ufficio economato l'input. Ma allora i tagli nella sanità, per esempio, dove potevano essere fatti? Se bisogna comunque tagliare, se l'input è quello, dove andrebbe tolto? C'è un volume complessivo. Noi siamo anche disponibili nel tavolo a dire ce la fate a tagliare il 0,5, l'1%, l'1,5% nell'arco di 1, 2, 3 anni. Noi se ci sediamo in un tavolo siamo persone che ci crediamo, viviamo in Veneto, non è che abbiamo appalti in Veneto e viviamo magari in Emilia-Romagna o viviamo in Lombardia. Io vivo a Padova, ok? Allora da buon padre di famiglia la crisi la sappiamo, la viviamo tutti i giorni e siamo disponibili anche a metterci un tavolo. Se mi tagli il 5% a me, mi piacerebbe che fosse tagliato il 5% anche a te, allora direttore generale oppure amministratore o dirigente del comune, perché anche ho visto che c'è un aumento anche ai dirigenti comunali, no? Il comune di Padova, come va? Sì. Allora io mi chiedo se là la crisi non c'è mai e la crisi è solo da un'altra parte, insomma, no? Ecco, su questo io dico le nostre cooperative viaggiano su stipendio, io posso dirlo benissimo, non c'è nessun problema, io sono direttore generale con 40 persone a Padova, vivo in cooperativa e prendo 1.500 euro, ok? E l'ausiliare prende 800 euro, l'addetto all'assistenza, l'OS prende sui 1.000 euro, l'educatore prende 1.100-1.200 euro. Stiamo parlando di questi stipendi. Un padre di famiglia o una madre di famiglia che prende 1.000 euro al mese, questo è il contratto collettivo. Ma forse chi prende certi provvedimenti non si rende conto, lei che è anche commercialista, Presidente, di certe cifre, perché probabilmente il livello, certe decisioni, insomma. Da quello che abbiamo visto noi, ovviamente le scelte che vengono prese sono scelte che tendono ad essere fatte a mannaia, non è che si valuti molto la problematica dell'impresa o la problematica soprattutto della famiglia, perché insomma l'impresa di per sé va bene, è una scelta anche da un punto di vista, no? Un imprenditore esercita la propria attività, però esegue una scelta, mentre la famiglia ci sono necessità sociali, tutto il mondo dietro una famiglia. Secondo me la verità è che si punta solo al risultato, cioè come se si avesse davanti la necessità esclusiva di guardare l'obiettivo finale, okay? Come una squadra di calcio che non fa più gli acquisti che deve fare o che vende qualche giocatore per tornare dentro il proprio bilancio, ma non si rende conto magari che i tifosi domani mattina non vanno più allo stadio. Il problema è molto più pesante, cioè nel senso che non c'è effettivamente niente che possa in qualche modo portare queste persone a fare delle scelte mirate, cioè quando si pensa di fare la rivisitazione delle spese probabilmente non si pensano agli effetti o giustamente come diceva lui a stipendi che già di per sé sono stipendi che esistono delle grosse difficoltà se uno ha una famiglia arrivare a fine mese. La considerazione che questo che ha detto è vero. Ed forse può servire anche nella trattativa che poi viene avviata. Ieri parlavamo in trasmissione con i piccoli comuni, quelli al di sotto dei 5.000 abitanti, che anche loro subiranno dei tagli drammatici, ci sono state di persone che hanno difficoltà, eccetera, e dovranno sottostare al famoso patto di stabilità, eccetera. E raccontava un responsabile nazionale che hanno raccontato la situazione al governo, che era completamente non a conoscenza delle dinamiche di queste piccole realtà, proprio le ignorava completamente. Allora effettivamente viene da riflettere, molto plausibilmente certe decisioni vengono prese con la non consapevolezza delle ripercussioni o dell'utilità sociale, perché magari molti telespettatori che ci seguono manco sanno per esempio cosa vuol dire l'attività di una cooperativa, cosa ci sta dietro una semplice impresa di pulizia che uno pensa tanto
è un lavoratore come un altro, invece magari un aiuto a una famiglia che ha delle persone disabili o in difficoltà, o un'attività di un imprenditore. No, ma la stessa Artigian Field è una cooperativa, perché sono soci che si mettono assieme per... Ma perché anche per venire incontro a esigenze di imprenditori che magari sono in difficoltà. Certamente, e poi si esclusivamente parla per di quello. Infiltrazioni mafiose che stanno arrivando in modo pesante, o l''ndrangheta nel nord Italia, nel nord-est Italia. Perché? Perché gli imprenditori sono in difficoltà, le banche non danno una mano, ricorrono a questo tipo di situazione. Cioè sembra quasi tutto predisposto con grande non conoscenza della realtà del territorio. Questo che adesso chiedo anche a lei l'intervento, l'osservazione prima. Dopo ripeto, per quanto riguarda il nostro territorio, siccome è sempre stato un territorio ricco, è chiaro che le cose ricche fanno gola, no? Però non sono più tempi neanche per noi, cioè nel senso che forse non è ben percepito. No, non viene percepito che il Veneto non è più il Veneto di una volta, le imprese non sono più le imprese di una volta. Assolutamente. Cioè qui abbiamo veramente delle imprese, parliamo della piccola impresa, dove hanno difficoltà veramente a arrivare loro stessi a fine mese, a ricavarsi uno spazio a fine mese. E poi ne parleremo eventualmente, ma dopo capiremo anche quali sono le prospettive, qual è il rapporto, quali sono le motivazioni che hanno portato a questo. Prospettive tanto da una parte quanto anche dall'altra. Prego. Certo, ma guardi, noi siamo delle organizzazioni molto concrete, nel senso che qualche dato, 30.000 più o meno sono i soci lavoratori delle nostre cooperative in tutto il Veneto. Assistiamo migliaia di persone, in queste vengono coinvolte anche tantissime famiglie, dagli asili nido alle case di riposo, passando per l'assistenza domiciliare che in tutte le province del Veneto, in quasi tutti i comuni viene fatta, sia di quella di tipo pubblico sia quella di tipo privato, cioè l'assistenza domiciliare proprio fatta a casa, i centri per le persone disabili, i centri per le persone tossicodipendenti, il lavoro fatto con i carcerati, il lavoro fatto con le persone che hanno problemi di salute mentale. La cooperazione sociale in Veneto ormai è molto conosciuta dalle famiglie, direttamente o indirettamente. Quasi tutte le famiglie hanno dei problemi legati alla salute sanitaria, sociosanitaria o legata anche alle relazioni sociali. Per questo motivo, in maniera molto concreta, noi chiediamo semplicemente due cose ed un metodo. La prima cosa, su questa spending review, proprio come avete giustamente titolato voi, ma chi la paga questa spending review? Intanto facciamo sì che non la paghino le persone che si trovano con uno stipendio, se hanno un part-time di 600 euro al mese e se quando va bene con un tempo pieno di 1.200 euro. Evitiamo di farla pagare a delle persone che già arrivano alla fine del mese con grande difficoltà a pagarsi le bollette. Cerchiamo di non ridurre la qualità dei servizi, quindi chiediamo molto semplicemente i servizi che vengono fatti alle persone disabili e ai minori li escludiamo dalla spending review, perché io credo che un 5% riusciamo a tirarlo fuori di risparmio da tutti i project financing che ci sono in giro nelle varie aziende ULSS. Ma guardate, senza polemiche, insomma i conti sono pubblici, sono di fronte agli occhi di tutti, ragioniamo su questo tipo di risparmi. Seconda proposta. All'interno delle aziende ULSS ci sono delle cooperative sociali che danno lavoro appunto a queste persone svantaggiate. Pensiamo alle pulizie, si parlava prima della sala operatoria, parliamo della manutenzione del verde pubblico, parliamo ad esempio della ristorazione, parliamo ad esempio anche dei servizi di telefonia, quindi i centrali, le ICUP, eccetera. Di fronte a una cosa di questo genere, taglio, che qui è anche superiore al 5%, mi dicono alcune cooperative che si arriva addirittura al 20%, perché lo vogliono riportare proprio all'interno di un risparmio che è stato stabilito da un'autorità nazionale, la quale ha fatto dei conti molto approssimativi, giustamente tendenti a risparmio, ma io ho lì dentro delle persone svantaggiate, c'è una legislazione regionale, statale ed europea che deroga il principio di economicità. Mi dice, caro ente pubblico, se tu assumi delle persone svantaggiate, se tu dai del lavoro alle cooperative sociali che assumono persone svantaggiate, puoi, proprio in un'ottica di socializzazione, mettere in secondo piano il principio di economicità e mettere in primo piano invece una clausola sociale che consente di salvaguardare un livello occupazionale. Benissimo, se esiste questa norma, perché non è stata invocata? Perché non è stata applicata?
Questa è una cosa fondamentale. Noi la invochiamo, la chiediamo e stiamo chiedendo un incontro, con la ragione il mio collega diceva, appunto un tavolo tecnico per sottoporre questo tipo di anche problematiche. Se è vero, giustamente, come si diceva, allora si può invocare anche la Costituzione per tutti coloro E poi arriveremo anche a invocare la Costituzione. Guardi, il metodo di lavoro che chiediamo è un'azione di responsabilità. Le nostre organizzazioni sono responsabili, diamo lavoro, non abbiamo mai alzato la voce, lei quante volte ci ha visto parlare in televisione, quotidianamente svolgiamo un servizio a chi ne ha bisogno, ma quando di fronte a queste situazioni ci pongono in grandissima difficoltà noi, ma soprattutto i cittadini che serviamo, perché poi dobbiamo anche ricordarci il nostro lavoro è finalizzato a queste persone, a quelle che hanno veramente bisogno, e no, non ci stiamo. Se c'è tra l'altro delle normative che ci tutelano cioè i cittadini che hanno bisogno di questi nostri interventi, a maggior ragione chiediamo, come noi in maniera responsabile svolgiamo questo lavoro tutti i giorni, con molta fatica e con questi stipendi, altrettanto lo chiediamo al legislatore regionale. No, ma quello che lascia perplessi sono anche alcuni aspetti, tornando sempre in questo discorso generale. Per esempio, quando si parlava di aumentare l'accisa sulla benzina o sul costo dell'SMS di alcuni gestori telefonici, automaticamente si è optato per la benzina perché i gestori telefonici hanno dato minacce, sappiamo chi sono i gestori telefonici, soprattutto certi gestori telefonici. Quando si è parlato del provvedimento che doveva mettere i luoghi di gioco, le slot machine eccetera, a tot centinaia di metri, giustamente dalle scuole, da queste cose, che è una cosa che mi sembra anche educativa, mi sembra logico. Siccome sappiamo quali sono i monopoli, vabbè, la pubblicità c'è, fino adesso c'è, si sono sollevati, quindi questo è stato preso, non è stato preso in considerazione, ma si parla solo di pubblicità in certe fasce orarie che non sono. Allora, perché quando si toccano i poteri forti, i poteri economici forti, si parlava del discorso delle 2-3 centesimi in più alle grandi compagnie delle bibite gassose, eccetera, stiamo toccando la Coca-Cola anziché altre, per carità, grossi poteri forti. Demagogico no il provvedimento, comunque si torna sempre indietro quando invece si va a toccare la massa debole e silente, perché di fatto il popolo italiano è silente, si procede a man bassa. Non si è mai toccato lo stipendio giustamente dei dirigenti della grande burocrazia ministeriale italiana, perché quelli continuano a prendere quanto devono prendere, non si è mai decurtata la loro pensione, però i poveri cittadini ridotti all'osso, ormai la canna del gas o le famiglie con i disabili, facciamo quel che dobbiamo fare perché tanto non faranno mai nulla, gli altri sono i poteri forti. Questo che dà fastidio, o tocchiamo tutti, incominciando giustamente come dice la Costituzione in proporzione, oppure lasciamo le cose, andiamo dove dobbiamo andare, ma non ammazziamo tutti i cittadini, che almeno chi può si salvi chi può con quel poco che gli resta. Cioè, questa è una cosa che dovrebbe disturbare, insomma, credo che disturbi molti, qui riflette. Disturba perché, a parte silente, però quando succedono queste cose la portata è veramente micidiale. Se io aumento le accise sul carburante, ma va a catena tutto quanto. Guardi che la questione di fondo è che probabilmente non si rendono conto quante aziende di autotrasportatori chiuderanno, perché tutti quelli che hanno fatto accordi tenendo conto di un prezzo determinato, ogni aumento automaticamente saltano, e saltano le imprese di trasporto e saltano le famiglie relative. Però in contropartita voglio dire, sembra che tutti i pagamenti inferiori ai 50 euro devono essere fatti superiori con banco. E allora chi fa una cosa del genere sa che questo non porta un vantaggio alle famiglie, perché io non so cosa da un banco, ma da mio figlio glielo ricarico, ma porta sicuramente un vantaggio esclusivo alle banche. Ma poi tra le altre cose ovviamente a danno delle famiglie che devono, anche se non vogliono si trovano nelle condizioni di farlo, devono aprire un conto corrente, devono avere un banco, ma devono pagare delle spese. Ma il pensionato non lo farà, giustamente parlavo con persone che conoscono bene gli anziani, il pensionato non lo farà. Punto, perché non si va a utilizzare il banco, ma spenderà 49 euro. Ma il pensionato comunque deve stare attento, perché se il pensionato è riuscito nella vita per mettere a parte qualche soldino, non può tenerlo sotto il materasso. No, ce l'ha in banca, che vada a controllare il proprio estratto conto ogni mese e vedere cosa gli danno di tasso, perché molti restano là silenti e si arriva ad avere tassi dello 0,01. Ecco, esatto, state ben attenti. Pubblicità, poi torniamo insieme.
eccoci qua. Adesso ci mettiamo anche in onda diversi messaggi che stanno arrivando e vabbè, purtroppo c'è. Cioè, giustamente i cittadini sono arrabbiati, devono anche manifestare questo disappunto perché, ecco qui, stanno svendendo l'Italia con tutto compreso, diventeremo un popolo di schiavi e morti di fame. Chi non paga perde tutto, lo Stato ci sta portando via tutto. Giustamente c'era anche un messaggio che faceva riferimento non solo alle strutture per i disabili, che sono importantissime, perché poi se una persona è benestante, il proprio disabile lo aiuta in tutti i modi, ha dei servizi domiciliari, ha la persona che lo aiuta, chi ricorre molte volte a queste strutture, chi non ha possibilità di tenerlo a casa. È quello il discorso, per cui sono importantissimi questi ruoli sociali che vengono ad avere queste cooperative, così come sono strutturate, poi per carità tutto è discutibile, si può modificare la norma, però trovare qualcosa di aiuto è importante. E per i bambini, si parlava degli asili che poi adesso entreranno anche nei redditometro, tra l'altro che BEF era approvato da poco. Anche questo è un argomento importante, io le butterò la domanda, però adesso devo darle la parola alla telefonata del nostro telespettatore. Pronto? Buongiorno signorina. Buongiorno, dove chiama? Io chiamo dalla provincia di Padova. Prego. Volevo portare 3-4 esempi senza fare nomi di enti o uffici. Sì. Vi porto il primo esempio. Se qualcuno che parla disturba, se mi permette vorrei parlare io. Dica. Ecco, Chiuda la televisione perché sennò non ha il ritorno. Sì, ecco fatto, mi ero dimenticato, la spengo sempre quando interloquisco con voi. Volevo portare il primo esempio. Bortolucci della CGA di Mestre ha detto che non si possono detrarre dall'evasione, siccome c'è tanta evasione, non si possono fare detrazioni sui costi, perché quando si fanno le denunce dei redditi bisognerebbe andare via con 4 cartoni. A questo periodo qua, in questo tempo qua, non occorre andare via con 4 cartoni. Oggi le denunce dei redditi si possono fare via computer. Chiaro? Sì. Per cui si possono controllare tutti gli utenti, quelli che versano. La gente scapperà tutta, vi spiego perché. Perché io ho un'azienda, per dirvi, vi porto l'esempio, sì. Ho 5 impiegate, 2 rimangono in stato interessante, chiaro? Sì. Io devo assumerne altre 2 per 9 mesi. Ora, 9 mesi pagare una impiegata a casa, perché devo pagarla comunque, mi costa a me, no, non scherzo, il guadagno di 2 impiegate costano 9 mesi 25, 28, 30 mila euro. In Svizzera, che non è un paese comunitario, la Svizzera cosa fa? Un consigliere municipale non prende 12.000 euro, ma 3.500 euro, come un metalmeccanico. Un metalmeccanico in Svezia prende 3.500 euro. No, un metalmeccanico. Chiarissimo, no, ma capisco il suo discorso. Comunque adesso da noi consiglieri municipali, ne parlavamo ieri, non prendono per carità quelle cifre, sta parlando, se lei parla di regione o regionali, va bene, regionali. I provinciali prendono 7.500 euro. I consiglieri regionali. Comunque ho capito, stringa la conclusione. Questi soldi, in stati seri dove non c'è in magna, questi soldi li tengono a disposizione della donna che è in stato interessante. Cioè l'azienda scappa perché dice: io quei 50.000 euro che pago le 2 ragazze che sono a casa in stato chiarissimo. è il mio guadagno dell'azienda. Vado via dall'Italia e 50.000 euro me li metto in tasca. Chiarissimo. Al profitto, come dicono Bertinotti e i sudditi di Bertinotti e il Vendola, loro vedono solo il profitto, ma non vedono il loro profitto. Certo, io la ringrazio perché siamo arrivati al termine, abbiamo veramente un minuto, non possiamo neanche risponderle. Grazie del suo intervento, arrivederci. Di Stasio, rispondendo un po' al telespettatore, anche il discorso che poi è relativo alla fuga verso la Carinzia, se non anche altre realtà di molti imprenditori che magari vedono dei vantaggi oggettivi e agevolazioni io penso di che carattere fiscale. Il discorso del signore è un discorso legato ovviamente, però è chiaro che l'Italia ha queste leggi, per poter fare qualcosa di diverso bisogna spostarsi in paese diverso. Vero anche però quello che dice, che probabilmente cercando di rivedere, di pensare che chi investe in un ruolo pubblico
lo fa proprio per fini pubblici, dovrebbe farlo non per fini prettamente economici, probabilmente riducendo le somme di denaro a disposizione di questi soggetti e i parametri degli stipendi, probabilmente si riuscirebbe a coprire queste spese che per le imprese ovviamente sono un carico non indifferente, ma che corrispondono a una realtà, cioè quella di dover comunque sostenere la donna in caso di maternità, che è la cosa più corretta che deve esserci. Asili. Asili tocchiamo un tasto molto molto dolente. C'è da dire in premessa che gli asili non sono oggetto di spending review, perché la spending review mi tocca il sanitario, competenza delle regioni. Per il momento. Per il momento. Gli asili sono di competenza dei comuni che, al di là del patto di stabilità, al momento riescono ancora a tenere, ma per poco, perché andiamo sul pratico molto concreto, così sciogliamo subito la questione. Un bambino in un asilo nido costa più o meno, facciamo un dato spannometrico, molto tirato, 800 euro parliamo al mese. Questi 800 euro più o meno, 400 li tira fuori la famiglia, guardi, da provincia a provincia cambiano, perciò ecco, tiro fuori proprio, faccio i conti della serva. 400 euro li mette la famiglia, gli altri 400 sono distribuiti, 200 il comune di solito e 200 la regione. Da un anno e mezzo la regione ha tolto per tutti i nuovi asili nido che vogliono costituirsi da un anno e mezzo a questa parte, o che sono costituiti da un anno e mezzo, ha imposto le regole della qualità, cioè se tu non fai così, come ti dico io, tu non puoi aprire un asilo nido, ma ha tolto il contributo per bambino. Quindi devono aumentare le rette per i privati. Sì, ho capito, ma... Che finiscono sul redditometro però, commercialista. Se poi mettiamo il fatto che anche i comuni hanno ridotto fortemente il loro contributo a seguito dei tagli che sono stati fatti dai vari decreti e a seguito anche del patto per l'Italia, quindi c'è la difficoltà di capire se una famiglia è in grado, e non lo è, di mandare un bimbo all'asilo nido quando costa 600 euro. Per questo motivo, se avessimo fatto una trasmissione di questo tipo qualche mese fa, il consiglio che le avrei dato, e non sono pesante nel dirlo, la Regione Veneto sta uccidendo gli asili nido. E con questa frase di chiusura dobbiamo chiudere anche noi, perché il tempo a nostra disposizione non ce lo consente, anche se ci sarebbero ulteriori argomenti anche da approfondire. Io vi ringrazio, in bocca al lupo naturalmente, perché poi dietro in bocca al lupo ci stanno molte famiglie. Anche a lei ci rivedremo anche in altre occasioni dove si può dibattere anche di tematiche relative poi alla politica, perché poi tutto è correlato, se ancora di politica si può parlare in qualche termine. Io vi rinnovo l'appuntamento come sempre a domani, buon proseguimento e naturalmente a presto.